Esodo 20, leggeremo il verso 4, il verso 5 e il verso 6, che corrispondono al secondo comandamento. Vogliate alzarvi in piedi? Esodo 20, dal verso 4. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla 1000ª generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Fino a qua, accomodatevi. Secondo comandamento, anche questo è un comandamento straordinariamente innovativo per il tempo in cui fu dato. Il popolo di Dio non avrebbe dovuto adorare il Signore attraverso l'ausilio di immagini. E qui il divieto è esteso a ogni tipo di immagine. Quindi anche le considerazioni che fanno quelli che dipingono o scolpiscono quadri, statue, non di Dio, ma di santi o di surrogati di Dio, non sta davanti a questo comandamento, perché il Signore non fa alcuna distinzione. Il Signore non vuole che l'atto di adorazione, che deve essere fatto soltanto al vero Dio, debba essere legato all'immaginazione umana. Questo dice molte cose, sarebbe bello fermarsi a lungo su questo comandamento. La prima cosa che possiamo dire è che ci hanno suggerito i cantici che abbiamo cantato prima, è che le immagini, per forza di cose, essendo il frutto della mente umana, limitano Dio. Dio è oltre la nostra immaginazione. E anche lo sforzo migliore del più grande degli artisti non potrà mai e mai avvicinarsi alla gloria, alla bellezza, allo splendore di Dio. Quindi fare un'immagine di Dio è per definizione dargli dei limiti, lui che è illimitato. Rendere finito colui che è infinito. Rendere piccolo colui che è grande, l'Altissimo, è al di sopra di ogni cosa. E quindi il Signore dice: non sprecate neanche il vostro tempo, perché proverete a fare cose buone e quelle cose che vi sembreranno buone saranno inadeguate davanti a me, inadeguate. Quando Giobbe alla fine del suo libro parla al Signore confessando il suo peccato, lui dice: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma adesso che tu mi hai parlato, e non lo aveva visto, ma adesso che tu mi hai parlato, io comprendo che tutta l'idea che mi ero fatto di te, o Signore, era limitata. Non ti conoscevo affatto, non avevo capito nulla di te. Tutti i parti della nostra mente limitano il Signore. E allora il Signore dice: io sto aprendo un canale preferenziale per il mio popolo. Voi potete venire alla mia presenza, non fatevi immagini perché mi limiterete. La seconda cosa che possiamo considerare insieme da questo comandamento è che l'immagine è fatta su misura di chi fa l'immagine. Pensate ai crocifissi, ai dipinti del Rinascimento, della croce, di Gesù crocifisso, di Gesù nelle scene dei Vangeli. Guardate che
le persone che voi vedete nei dipinti non sono un tentativo di dipingere il Gesù storico che ha camminato nella Palestina 2000 anni fa, ma sono modelli, immagini di persone che si erano prestate nelle posizioni per essere dipinte o scolpite, immagini di persone che erano conosciute, tratti del tempo in cui si dipingeva o si scolpiva, quindi secondo la moda, secondo l'uso, e questo è sempre avvenuto. Ogni immagine che viene fatta su misura di chi la fa. E in qualche modo il Signore sta dicendo in questo comandamento: io sono Dio al di sopra di voi, non sono un Dio su misura vostra. E questo fa diventare attuale il comandamento per noi. Che tante volte abbiamo un Dio su misura, un Dio secondo la nostra immagine, non che ci assomiglia, ma l'immagine che noi ci siamo fatti di Dio. È un Dio che sicuramente giustificherà le nostre azioni, perché il Dio che ci siamo immaginati noi giustifica le nostre azioni. Sicuramente non è così santo come noi lo intendiamo, perché il Dio che abbiamo disegnato noi è fatto così. Sicuramente è un Dio che non arriva fino a questo punto, perché il Dio che abbiamo immaginato, disegnato noi nella nostra mente è così. Dio non è su misura nostra. Dio è l'Altissimo. Le sue vie sono più alte delle nostre vie. I suoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri. E quando il Signore dice non vi fate alcuna immagine, sta dicendo io non sarò mai un Dio su misura vostra. Mai. Quindi risparmiatevi la fatica, perché cresca nel vostro cuore il timore, perché sono sì un Dio onnipotente, ma nelle vostre labbra ci deve essere sempre l'espressione: sia fatta la tua volontà, perché tu sei Dio e noi siamo i tuoi servi. Quindi questo comandamento ci invita a non avere un Dio su misura. Ma io pensavo che Dio avrebbe risposto in questo modo. Io pensavo che il Signore avrebbe scelto questa via per me. Questo è farsi un'immagine di Dio che si corre il rischio non corrisponda alla realtà. Dio è al di sopra di ogni cosa. Quindi fare immagini di Dio o farsi un Dio a propria immagine su misura, Dio non lo vuole. Infine, questo comandamento è un invito glorioso per il popolo di Dio. Dio sta dicendo: io sono spirito. E, dirà Gesù 1500 anni dopo, e i veri adoratori adorano Dio in spirito e verità. Infatti nel dibattito con la Samaritana questa donna diceva: qual è il luogo? Qual è l'altare preferito da Dio? Qual è il luogo di culto dove Dio si rivela? È il Tempio di Gerusalemme o la città che i Samaritani hanno stabilito essere la capitale religiosa? Qual è il monumento? Qual è l'altare? Qual è la stanza? Qual è l'arredo che Dio gradisce? Gesù demolisce questo ragionamento dicendo: fatemela dire così, ricordati il secondo comandamento. Dio dall'inizio ha detto che Lui è spirito, fa parte di una dimensione della conoscenza che non ha niente a che fare col materiale. E quindi con questo comandamento il Signore sta spalancando una porta alla sua presenza. Dio vuole che noi lo conosciamo realmente. Il vitello d'oro, vi ricordate che fusero nel deserto, non era un'altra divinità pagana. Il vitello d'oro era la rappresentazione del Dio di Israele. E Dio avrebbe potuto giustificare un tentativo dicendo: non stanno adorando
Iside, Osiride, le divinità egiziane. Non si stanno votando al culto di Baal, Astarte, le divinità della Palestina. Quel vitello rappresenta me, è un loro tentativo, un po' rozzo, perché non mi conoscono. No, Dio non giustificò neanche il tentativo di dare forma a Lui stesso, perché voleva per il suo popolo qualcosa di meglio. E curioso è che il vitello d'oro fu fatto ai piedi del monte dove Dio stava dando la sua legge, dove Dio, che loro sentirono, vi ricordate, sentirono la voce di Dio, si spaventarono, ma non lo videro mai, dove Dio stava rivelando se stesso al suo popolo nel modo in cui Lui è realmente, cioè non materiale, ma in spirito. È un incoraggiamento per noi questa sera. Fratelli, il Signore ha scelto per i Suoi figliuoli di essere conosciuto realmente. Dio non ci manda le figurine dicendo: questo sono io, accontentati di una foto. Il secondo comandamento ci dice che Dio vuole avere realmente a che fare con noi. E se noi vogliamo avere realmente a che fare con Dio, dobbiamo accettare che Lui è spirito e dobbiamo entrare nella Sua presenza in spirito e verità. Amen. Questa sera chiudiamo gli occhi, perché chiudendo gli occhi noi stiamo dicendo: ciò che è visibile, è terreno, è materiale, è tangibile, non ha più importanza in questo momento. Li posso tenere aperti, li posso tenere chiusi. Io arriverò al Signore in spirito e verità. E se c'è qualche idea che abbiamo di Dio, che ci ha mandato in crisi, probabilmente è un'immagine di Dio. Perché ciò che Dio ha detto è sempre stato verità. Dio ci ha sempre detto la verità. E se stiamo andando in crisi riguardo a Dio, probabilmente ci siamo fatti un'immagine. Abbiamo un Dio su misura nostra. Ma Dio vuole che accettiamo che Lui è più alto di noi e lo adoriamo. Amen? Lo adoriamo. Continueremo nelle nostre chiese a non avere immagini. Continueremo nella nostra vita personale a non farci immagine alcuna, perché vogliamo avere un rapporto profondo col Signore. A volte le immagini diventano superstizione. La Bibbia stessa a volte è usata in modo superstizioso. Io leggo solo quella Bibbia di quel giorno in cui il Signore mi ha battezzato, perché lì il Signore mi parla. E quello è fare un'immagine di Dio. Vogliamo andare a Dio in spirito e verità. Lo conosceremo, lo raggiungeremo, Lui ci parlerà e noi sapremo davvero la verità. Amen. Questa sera pregheremo in spirito e verità. Adoreremo il Signore in spirito e verità. Accetteremo che Lui è spirito e non lo possiamo contenere nei nostri ragionamenti e nella nostra immaginazione, ma piuttosto vogliamo accettare che Lui guida la nostra vita anche quando noi non la comprendiamo. Amen. Se c'è qualcuno che è afflitto, vada al Signore in piena fiducia, non dicendo questa cosa non la capisco, ma dicendo: tu sei il Dio che io non posso scolpire, sei più alto di me, e lo adoreremo. Se c'è qualcuno che vuole conoscere di più le vie del Signore per sé, per la propria vita, per la propria famiglia, deve scegliere per il Signore, si prostri davanti a Dio. Quelli che adorano così il Signore sono benedetti. Ci crediamo? A volte noi chiediamo al Signore la benedizione cercando la benedizione, ma Dio promette: chi mi adorerà in spirito e verità sarà benedetto. Vedete che probabilmente la storia umana non può contare 1000 generazioni a oggi. 1000 generazioni non sono state ancora vissute.
Il Signore sta facendo una promessa che va oltre ogni comprensione. Quelli che io benedico, li benedico fino alla 1000ª generazione. E quelli che non mi ubbidiscono subiranno il giudizio della disubbidienza fino alla 3ª, 4ª generazione. Ma vedete la grande differenza? Vogliamo essere benedetti. Amen. Vogliamo che il Signore risponda gloriosamente alle nostre suppliche. Sarà così solo se lo adoreremo in spirito e verità.